Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno, buongiorno Giulio Cesare, bentrovati a chi ci ascolta o ci guarda sul canale 252 del Digitale Terrestre. Siamo ancora qui, è un altro sabato, una nuova puntata di Una Gemma in Cucina, Gemma che sono io, ma poi ci sono le gemme della cucina innanzitutto italiana che noi scopriamo man mano attraverso le puntate che sono organizzate, strutturate sulle rubriche che ci guidano attraverso un filo conduttore, che deve essere secondo me come riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri e in quell'orgoglio c'è tutto, c'è tanto. Questa è una ricetta secondo me da 3 ingredienti. Il primo è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi li conosciamo con le rubriche La gemma della settimana e il Food Art. Food Art è questa rubrica che ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo ostentato a volte su Instagram, ma anche il nobile storico oggetto di citazioni artistiche che possono trovarsi nei quadri, nei romanzi, addirittura nelle canzoni e nei film. Il secondo ingrediente di questa ricetta è conoscere le ricette di quella cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina che stavolta non c'è perché voglio dedicare più tempo possibile all'intervista, l'intervista che sarà in diretta. Come sapete, la terza regola per diventare cucinieri casalinghi orgogliosi di esserlo è cucinare e noi lo facciamo con la videoricetta della settimana che è uno storico viaggio procedurale, cioè come si fa una cosa, perché si fa così, quindi un viaggio storico culturale molto dettagliato in una ricetta della tradizione italiana oppure straniera. A volte sostituiamo la videoricetta con la videointervista della settimana perché a parlare di cucina e di cibo sia chi ha le mani in pasta, quindi il produttore, lo chef e così via. Oggi siamo un po' rivoluzionari, in fondo la Pasqua è il compimento di un ciclo e quindi oggi anche noi abbiamo diciamo fatto una piccola rivoluzione, cioè un giro che ci porta diciamo a una puntata un po' diversa dal solito perché oggi abbiamo sia la videoricetta e sia l'intervista che però è in diretta a Federica Toselli dall'Emilia Romagna. Ciao Federica, Pronto, buongiorno. buongiorno, ciao a tutti. Ciao, che hai una voce bellissima oltretutto. E Federica è una brillante nostra ascoltatrice della radio che oltre a portare avanti un'azienda agricola familiare di cui ci parlerà anche poi in futuro, per passione, per hobby, si è appassionata a questa, pratica di preparare il sapone in casa. Noi abbiamo iniziato a parlarne sabato scorso, abbiamo visto che c'era altro da dire quando abbiamo chiuso il collegamento e poi allora abbiamo pensato di, fare un collegamento anche oggi e quindi siamo di nuovo qui, Federica, a parlare di sapone fatto in casa. Noi ci siamo accorte l'altra volta che non avevamo per esempio parlato del sapone di Marsiglia o del sapone di Aleppo, che sono comunque dei saponi molto, molto diffusi. Sì, diciamo che ecco, mi sentite? Sì, sì, cioè Sì, noi pronto? avevamo parlato in generale del sapone, cioè perché fare il sapone in Sì, casa, anche per riciclare, gli oli per esempio, esausti, oppure gli oli per esempio dei sottoli, perché l'olio esausto sarebbe quello che abbiamo usato per fare una frittura. E tu ci esattamente. hai spiegato che si può usare, però può rimanere un odore diciamo un po', che ricorda diciamo l'olio appunto fritto, l'olio rancido e quindi Sì, si deve un pochino correggere. Oppure ci hai spiegato si può usare sempre per riciclare, perché comunque fare il sapone in casa vuol dire anche diciamo, ispirarsi a un passato, a una tradizione nella quale non solo del maiale non si buttava via niente, ma di niente si buttava via niente e quindi in passato l'olio dei sottoli sarebbe stato riciclato in questo modo e tu per esempio fai questo. sì, esattamente. Allora faccio una premessa che io mi ero dimenticata la settimana scorsa, perché a volte magari nel parlare ci si dimentica perché per alcuni chi si produce chi autoproduce il sapone, quindi
a casa propria non lo vende, ecco io. Riciclare gli oli, perché riciclare gli oli? Io l'olio, ecco, noi riciclandoli si contribuisce all'ambiente perché inquinano. Cioè, non voglio creare terrorismo, un attimo, è olio, quindi non è plutonio, però la banale azione che commettiamo, insomma, tutti quelli di quando abbiamo anche i vasetti, per dire, del tonno sott'olio o dei banali sott'olio, risciacquare i vasetti sotto l'acqua per poi buttare via il vetro o quello che è, insomma, nella raccolta differenziata, inquiniamo. Inquiniamo perché l'olio che va a finire nei fiumi, poi nel mare oppure nel terreno, crea uno strato, perché di sua natura, che galleggia sopra l'acqua, che di fatto, se è nel mare, impedisce i normali scambi gassosi tra l'acqua e l'atmosfera, e nel terreno invece, se va nel terreno, crea un velo attorno soprattutto alle radici delle piante che non possono assorbire l'acqua e gli elementi disciolti nel terreno, quindi è come se avvolgessimo le radici dentro un impermeabile e quindi farebbero molta fatica, insomma, farebbero fatica o addirittura noi lo usiamo di questo. Non so se tu ti ricordi quando Beppe Grillo 20 anni fa faceva pubblicità a queste, palle da mettere nella no, le palle nel senso delle balle che pe ma, queste palle, proprio letteralmente palle, da mettere all'interno della lavatrice, no, per lavare appunto il bucato in lavatrice. Lui faceva questa pubblicità, io me lo ricordo benissimo, sostenendo che le palle pulissero il bucato così, tipo per magia. In realtà no, uno ci può mettere anche un sasso nella lavatrice, una pallina da tennis, esatto, puoi fare tu una palla annodando della stoffa vecchia. Ciò che potenzia il lavaggio e lo potenzia, non è che sostituisce un detersivo, potenzia l'azione del detersivo sono i colpi che queste palle, questi oggetti diciamo sì, contundenti che uno mette nella lavatrice danno ai panni. Questo per mere leggi fisiche, cioè io do una botta a una cosa, si stacca più facilmente il grasso che ci è attaccato, ma ci vuole sempre il sapone, no, perché se io esatto, invece, al massimo posso togliere della polvere, la polvere non è una sostanza grassa che si attacca, quindi, no, noi il grasso lo trasformiamo in sapone con un procedimento chimico preciso che tu ci hai spiegato e di cui parliamo anche dopo, però a invece avvolgere il grasso è ciò che noi dobbiamo togliere quando laviamo i panni, che dobbiamo togliere sono le macchie, il cosiddetto sporco, ed ha proprio questa caratteristica di aderire a qualcosa. Se quindi noi giustamente come ci dici tu, e devo dire che è una cosa a cui io non avevo mai pensato, se noi mettiamo le radici di una pianta dentro un bicchiere d'olio, anziché dentro un bicchiere d'acqua, la pianta non riuscirà neanche ad assorbire quella piccola percentuale di acqua che c'è dentro il grasso, proprio perché le particelle di grasso faranno da impermeabile praticamente, cioè renderanno quelle radici non più in grado di assorbire il liquido di cui ha bisogno. E quindi e tu esattamente, sì, sì, è proprio così. Tra l'altro tu ci Qui parli di un comportamento virtuoso per cui io mi consumo tutto l'olio, poi sciacquo solo il barattolo, ma, diciamo la verità che tanti gettano direttamente tutto l'olio che con l'olio di conserva dentro il lavandino, quindi che è un po' diverso, perché se tutti iniziamo a rovesciare a mezzo litro per volta l'olio negli scarichi idrici, è chiaro che poi questo olio va a finire nei fiumi, nei mari e diciamo sommandosi, no, questo se tutti iniziano a o fanno già lo fanno così, è chiaro che questo non fa bene poi al terreno. no, no, esattamente. All'acqua e al terreno, ecco, sostanzialmente. Ecco, diciamo che nel mio comune ci sono anche dei bidoni per la raccolta degli oli, che siano oli dei sottoli o d'oli esausti. Uno porta là la bottiglia, solitamente son bottiglie di plastica, lo mette dentro e dopo l'azienda che si occupa, insomma, della raccolta dei rifiuti dopo li destina, insomma, agli usi, adesso agli usi, insomma, previsti, ecco. Quindi almeno nel mio comune siamo da qualche anno siamo autorizzati anche questo, diciamo, posso dire una decina d'anni, perché è più o meno una decina d'anni che ho iniziato un po'
a cimentarmi con queste cose qui, quindi c'erano già, ecco. Sì, non è che tutti adesso dobbiamo obbligatoriamente produrci il sapone in casa. Io sì, l'ho fatto per dare una mano insomma all'ambiente e anche, insomma, anche alle pulizie di casa, ecco, tutto lì. È anche una questione di cultura, cioè sapere perché in passato non c'era l'opzione, non è che si poteva dire magari 200 anni fa già si poteva comprare il sapone, però io penso, diciamo, più di tanti secoli fa non è che c'era l'opzione, cioè l'autoproduzione era quella che oggi chiamiamo autoproduzione, era la norma e quindi Certo, in casa si preparava il sapone anche per lavare se stessi. Non c'erano i bagnoschiuma profumati che abbiamo oggi. Tanto che e poi diventa questa una produzione, da casalinga diventa una produzione, diciamo, invece specialistica. Infatti una cosa che volevo dire introducendo, magari il discorso sul sapone di Aleppo, che contiene, olio d'oliva e anche olio di alloro, è che, anche Wikipedia pensa dice che vari nei frantoi di una volta e in alcune produzioni attuali, il sapone era prodotto con la spremitura delle olive che restava nelle macine del frantoio, dopo appunto la prima spremitura, dopo un primo passaggio. Spesso si tratta di olio di seconda o terza sanza, di pessima qualità, di cui la legge vieta la commercializzazione come olio da cucina. Nel dopoguerra le seconde e terze spremiture d'olio erano meno pregiate, meno costose, ed erano ancora utilizzate però anche a scopo alimentare, ma dopo no. E pensa che oggi siamo arrivati al punto che vari frantoi industriali usano queste esanze per produrre sapone e così compensare la scarsa resa delle olive raccolte in termini di olio da cucina e talvolta si arriva a macinare le olive solo per fare saponi perché sono molto più profittevoli dell'olio in bottiglia. Perché noi abbiamo raggiunto un livello per cui adesso la cosa artigianale, la cosa fatta con la vera oliva costa 50 volte quello che poteva costare in passato perché è molto rara, nessuno la fa più in casa e quindi ecco, anche questa è una cosa a cui noi non pensiamo mai, cioè che il cibo è ingrediente per le nostre ricette per mangiare, ma è anche ingrediente di altro e questa è una cosa e l'altra è questa: oggi sapersi fare un sapone in casa vuol dire anche risparmiare, perché se vai a cercare di comprare un sapone fatto in maniera artigianale insomma, non è che devi accendere un mutuo, però non è che te lo regalano proprio. sì, esattamente, sì, sì, è così. Esattamente. Senti, quindi tu allora in casa secondo te si può riuscire a fare anche il sapone di Aleppo e anche il sapone di Marsiglia? Si Sì, può? sì, allora è più facile farsi il sapone di Marsiglia, perché adesso insomma, apro il manuale perché altrimenti non vorrei dire a memoria, insomma magari faccio anche un po' fatica. Comunque dal manuale, dal libro che l'avevo mandato la settimana scorsa, per me almeno questo manuale, ne ho altri 2 o 3, però questo è proprio molto semplice, anche per chi non ha mai praticato chimica. Adesso, se fossimo nell'ambito proprio più cosmetico così, sarebbe chimica industriale. Io ho studiato chimica agraria, quindi per me non avrei mai neanche immaginato, per dire 20 anni fa e anche più, di fare il sapone, di partire con l'olio e mescolare la soda caustica, ecco queste cose qua. Eh sì, perché uno rimane un po' ma il libro è questo di Liliana Pavoletti, Saponi Esatto. e shampoo solido che Giulio Cesare, inquadriamo, lo sta facendo vedere. Grazie, saponi e shampoo solidi, naturali, Ecco, fatti in casa, manuale teorico e pratico di Liliana Pavoletti, la casa editrice Arianna a me Editrice. editori, sì. E Allora io sto leggendo una ricetta di quello del manuale che avevo fatto, vi ho inviato via WhatsApp la settimana scorsa, perché questo è molto, insomma, più semplice. Qua invece il secondo che avevo mandato oggi, c'è anche la ricetta del sapone di Aleppo,
che è molto più lunga e complicata perché comporta avere l'oleolito insomma di alloro, quindi c'è una fase estrattiva eccetera. Se volete, ecco, vi posso dire, le leggo proprio, adesso non vi sto a descrivere tutti i procedimenti perché sennò No, magari facciamo. una sintesi che Sì, semplifica un pochino, perché tu mettiti nei panni nostri che non certo, no, capiamo no. niente di come No, si ma fa è il la verità. sapone. Allora, questi qui in casa, allora, tratto dal primo manuale, il sapone di Marsiglia, diciamo, è la prima ricetta che questa signora pubblica ed è una delle più facili. Si fa a freddo, quindi si prende 1 chilo di olio extravergine d'oliva. Generalmente quando io faccio questo non uso proprio quello il migliore, perché insomma, per Infatti, come dicevamo, sì. uso quelli anche quelli che c'è scritto di importazione UE o extra UE oppure miscela di oli raffinati, qui la maggior parte è oliva. Poi ci vuole, allora, questo è 1 chilo di olio extravergine d'oliva, 136 grammi di soda caustica, 330 grammi di acqua distillata od osmotica e alla fine 20 gocce di olio essenziale d'eucalipto. Allora, il vero sapone di Marsiglia è nato con i primi 3 ingredienti, cioè olio, soda caustica ed acqua. L'olio essenziale è facoltativo, si aggiunge sempre dopo. Con la cosa molto importante, allora, vengono chiamati metodo a freddo perché non viene riscaldato con il sistema della cottura, nel senso che quando si riciclano oli fritti che insomma hanno questo odore puzzolente, diciamo così, oppure che sono stati a contatto con delle sostanze che hanno rilasciato degli odori, mi viene in mente da dire il tonno, questi devono essere fatti bollire con la soda, quindi un procedimento molto più lungo, poi si deve aspettare 2 o 3 ore, riaccendere, cioè quindi si sta, come dico io, in ballo una giornata e anche più. Qua generalmente, almeno io per la quantità di oli che ho, con il metodo freddo in un'oretta me la cavo, anche lavando insomma i tegami eccetera. Ecco, è a freddo proprio per questo motivo, anche se gli oli devono essere riscaldati. Generalmente si scalda la temperatura sui 45-50 gradi e contemporaneamente si prende ovviamente questi ingredienti devono essere pesati prima. Contemporaneamente si prende la soda caustica, la si discioglie nell'acqua piano piano e poi si aspetta che raggiunga la temperatura di 45-50 gradi. Io per far prima tante volte, cioè tutte le volte anzi, metto il tegamino di solito di acciaio con dentro già la soluzione caustica, e così si chiama così, quindi soda più acqua, dentro ad un recipiente contenente acqua fredda, così la temperatura insomma rimane abbastanza insomma si raffredda abbastanza velocemente. E questo lo devo specificare perché la soda a contatto con l'acqua o con qualsiasi altro liquido vettore aumenta moltissimo la temperatura, si fa presto ad arrivare a 80-90 gradi e bisogna stare attenti quando si versa la soda caustica dentro al liquido vettore perché altrimenti fa l'effetto vulcano, cioè tracima e c'è il rischio anche di danneggiare. Quindi la precauzione massima si ha quando si versa la soda nell'acqua. Poi ecco, quando le temperature sono sia dell'olio che della soluzione caustica sono più o meno uguali, lì si versa la soluzione caustica piano piano all'interno del contenitore dove c'è l'olio insomma già riscaldato, si versa, si mescola piano piano e poi con un frullatore di immersione si mescola, si frulla fino a quando non si ottiene una crema, una pappa, insomma un pastoso, ecco, una crema, la consistenza di una crema. Questa, ecco, per i saponificatori si chiama, è arrivato a nastro, quindi abbiamo già ottenuto chimicamente il sapone. È chiaro che il sapone, come intendiamo noi da lavare o da lavarci, non è completo perché è untuoso, eccetera, però la reazione chimica della saponificazione è già fatta. Dopodiché Ma in teoria lo potremmo usare questo specie di crema di sapone? Usarla? No. Subito no, perché comunque è untuosa, cioè, è meglio sempre aspettare. È meglio aspettare almeno, allora si mettono negli stampi, poi ecco, se uno Solido, vuole, va solidificato. sì, va solidificato. Allora, se uno, ecco, prima di metterlo nello stampo, se uno lo vuole profumare,
gli può aggiungere l'olio essenziale, in questo caso è eucalipto, ma si può usare anche la citronella che dà quell'odore insomma tipico del sapone di Marsiglia. Lo si mescola e dopo, quando si è mescolato tutto, lo si versa negli istanti. Generalmente, ecco, le prime 48 ore questi stampi qui vogliono avvolti con della pellicola e anche con uno straccio, una coperta di lana, lasciati in un luogo caldo. Dopo 48 ore si possono mettere insomma a sistemare, ecco, in un luogo sempre dove la temperatura è ambiente, e lasciare che il sapone maturi, si solidifica. Generalmente per questo tipo di sapone, che è il sapone di Marsiglia, ci vuole un mesetto circa. A me è capitato per esigenze anche dopo una settimana di utilizzarlo, era già abbastanza solido. E tu questo lo Quindi sì. usi per lavare i panni al bucato a mano o anche per lavarti magari le mani, il corpo? Non so, ti domando perché, mi pongo nella posizione di chi non sa nulla, quindi Beh, questo allora, a meno che uno non abbia delle specifiche allergie, lo si può usare anche per le mani. Io mh. generalmente lo uso nel bucato, lo gratto a scaglie, lo metto dentro al cestello della lavatrice e io lo uso, insomma, lo uso per la detersione per il bucato, ecco. Sono un po' Invece olio che sì, che che uno possa possa. usarlo anche ecco, magari diciamo che il problema è poi anche quello dell'acidità o della basicità, diciamo, dei livelli, no, del pH di questi saponi. Quindi, diciamo non è proprio il caso di lavarsi magari i capelli col sapone di Marsiglia, perché Ma possono con il tempo perché sarebbe meglio un detergente un pochino più acido in realtà, proprio per come è fatto il capello, no, per la cheratina che contiene e così via. Tanto che so che i ragazzi, quelli che si fanno i dreadlocks, mh. non so se usano bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia per lavare i capelli, proprio perché tanta schiuma, proprio perché questo rende il capello, diciamo più poroso, cioè è troppo basico come pH e quindi, diciamo che non è il caso, cioè una volta magari uno se non ha la saponetta o lo shampoo solido lo può usare, però in linea di massima è meglio usare altri tipi di saponi solidi o di shampoo proprio, no, per i capelli. Mentre invece l'Aleppo è un sapone considerato ottimo per il corpo. Io stessa Allora, devo dire che ho delle sapone un sapone di Aleppo, che uso lo alterno naturalmente al bagnoschiuma e così via, proprio perché mi piace molto l'odore del sapone di Aleppo, si sente molto di più, si sente l'olio di oliva, anche l'odore di alloro, però mi piace certo. tanto quello di oliva che si sente lì e l'olio di oliva è un toccasana anche per nutrire la pelle. E ci dicevi che l'olio di Aleppo invece è più complesso però da fare in casa. Sì, allora faccio un passo indietro. Quando si parla, a volte si sente parlare di sconto soda. Ecco, se uno vuole, per dire, utilizzare questo sapone di Marsiglia, si può scontare la soda, perché la soda e senza olio ovviamente non si fa sapone. Però ecco, se la soda uno ha paura che aggredisca la pelle, si può scontare, nel senso che se ne può mettere un po' meno. È chiaro che questi un po' meno, se uno è già un bravo saponificatore, può decidere lui. Altrimenti, se non ha esperienza, sui manuali c'è scritto, si può scontare del 5, del 3, del 2%, a seconda dei tipi di oli che si vanno a saponificare, e insomma sì, dalla ricetta, eccetera. Normalmente, almeno per quanto mi era stato detto, insomma, non si può scontare la soda oltre il 10% di quella richiesta di quella insomma prevista, nelle ricette, perché altrimenti non si riesce a saponificare, si rischia di avere più un sapone più untuoso che un sapone come lo intendiamo noi. Certo, Ecco qui. perché tutto il diciamo la magia sta nella trasformazione di qualcosa che è grasso in qualcosa che invece va a detergere il grasso, quindi non è magia, è chimica, però ecco. Esattamente. Senti Federica, io, allora ti ringrazio per quello è chiaro che non è che, riusciamo diciamo a fare il corso per saponificare, ecco, No. tramite la radio, però già tu ci hai insegnato che si può fare.
perché Se vuoi si può fare e c'hai anche sei l'esempio diciamo, no, che se vogliamo e ci mettiamo lì, certamente con un manuale, seguendo tutte le istruzioni, chiaramente chi scrive questi manuali, ne sa, possiamo farci la nostra saponetta in casa. Ti voglio chiedere l'ultima cosa: questo sapone che avevi mandato tu in radio e che ho riportato anche oggi e che adesso faccio vedere, che cos'è questo? Un Marsiglia? No, allora non è il Marsiglia, era un sapone fatto con gli oli esausti, perché il Okay, sapone il ha un sapone odore che vedete voi, quello che avete visto in radio, ha anche delle venature rose, nel senso che erano tutti oli, lì in particolar modo avevo usato anche degli oli dei peperoncini, quelli conservati sott'olio. ah-ah. Quindi il peperoncino aveva lasciato questo colore qua, che subito ha questo colore rossiccio, ma in miscela Okay, con gli altri perfetto, oli e con la perfetto. soda a questa venatura, insomma, chiaramente schiarisce. Ecco, posso Però solo fare sì, una puntualizzazione sì, sul sapone di velocissima Aleppo? Federica, velocissima Sì, perché se no sbagliamo coi tempi e no, dopo no. non riesco a mandare la videoricetta della crescia di Pasqua che ci tengo molto perché insomma è una bellissima preparazione. Vai. Allora, il sapone di Aleppo, diciamo, costa così perché prima bisogna ricavare l'olio, anzi, verrebbe dire l'oleolito di alloro, quindi Sì. bisogna prendere le bacche Non spieghiamo come si fa un oleolito, Federica, perché sì, sì, dopo ci sì. ruba troppo tempo. Tanto noi ci risentiremo, perché tu Mm. parlerai dell'azienda agricola, che no Che però si fa è tutta una sì, non è è tutta tutta un'altra un'altra cosa. cosa e magari a quel punto parleremo anche di come si fa un oleolito, che è interessantissima anche questa cosa. Allora io ti ringrazio, ti dico buona Pasqua e ci E sentiamo grazie. prossimamente. Grazie ancora, Ciao, grazie, ciao, ciao. ciao, ciao. E noi invece adesso abbiamo già detto cosa rappresenta per noi la videoricetta, adesso ci sentiamo la sigla della videoricetta, poi c'è uno stacco pubblicitario e poi c'è la videoricetta, che ci spiega che cosa è, come si fa questa squisita crescia di Pasqua marchigiana. Andiamo a regia, a dopo. La videoricetta. Andiamocene fa. Ehi gringo! Entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Per preparare la crescia di Pasqua abbiamo bisogno di una pentola con fondo diametro 20 centimetri di forma conica che si chiama pentola caldaia in alluminio, poi 150 grammi di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di sale, un quarto di cucchiaino di pepe, 200 grammi di pecorino tagliato a tocchetti 1 centimetro per 1 centimetro e 200 grammi di grana padano o parmigiano reggiano grattugiato. Poi 4 uova, 500 grammi di farina 0, 7 grammi di lievito di birra disidratato, 2 cucchiaini di zucchero e 100 ml di latte, preferibilmente parzialmente scremato o scremato. Possiamo sostituire l'olio con un peso equivalente di strutto o di burro e il grana con qualunque altro formaggio che preferite. La prima cosa che facciamo è mettere nella bolla della planetaria 2 cucchiaini di zucchero, poi aggiungiamo 100 ml di latte scaldato, magari anche al microonde pochi secondi, e poi i 7 grammi di lievito di birra disidratato. Mescoliamo con un cucchiaino, poi ci setacciamo, mi raccomando è importante setacciare la farina. Abbiamo detto 500 grammi di farina 0. Perché è importante setacciare? Perché in questo modo la farina si arieggia e quindi l'impasto, diciamo, sarà più performante. Ecco, mettiamola così, cioè è sempre meglio setacciare
e la farina prima di usarla per questi impasti, d'altronde il setaccio, se ci pensate, non questi che usiamo oggi, però il setaccio è uno strumento di cucina molto antico. Poi mettiamo, il gancio alla planetaria, aggiungiamo 4 uova intere, ovviamente all'interno, dell'impasto. Facciamo attenzione anche a non farci cadere il guscio, a volte si rompe un pezzetto e va a finire nell'impasto. Poi aggiungiamo i nostri 150 grammi di olio extravergine di oliva e poi, dopo, attiviamo, la, planetaria, il gancio abbiamo detto, e la facciamo andare per, qualche minuto a velocità 1. È sempre meglio impastare ad una velocità bassa, 1 o 2, per velocizzare, diciamo, soltanto alla fine degli impasti, proprio perché, da una parte dobbiamo evitare di scaldare troppo il nostro impasto, perché non tanto in questa preparazione, però in altri tipi di impasto può succedere che superare, diciamo, una certa temperatura di impasto, cosa che può succedere se noi lo sbattiamo di qua e di là per più minuti a velocità molto, molto sostenuta, dicevamo superare una soglia, diciamo, di impasto, 26 gradi, così, insomma, può essere negativo, ci può rovinare l'impasto e, addirittura, allentare o proprio rompere, la maglia glutinica. In questo caso non dobbiamo appunto, in questo caso come in altri, non dobbiamo fare in modo che questo non avvenga. Pur non trattandosi di un impasto tipo pane o pizza, cioè un semplice impasto di acqua, farina e lievito e al massimo un cucchiaino di olio, ma trattandosi di un impasto che, prevede appunto anche un apporto decisamente importante di formaggio stagionato grasso, ehm, anche qua si deve creare appunto una maglia glutinica, e quindi è importante procedere prima a velocità 1 per aumentare poi a velocità 2 e far andare appunto continuare a far andare con il gancio. Non so se sapete che la crescia di Pasqua è una preparazione tipica della, colazione di Pasqua o del picnic di Pasquetta delle Marche. È diffusa in tutto il centro in realtà, anche in Umbria, perfino nel Lazio, si vende in tutti, i, fornai, negozi di generi alimentari e supermercati appunto romani, e si usa appunto fare la colazione salata la mattina di Pasqua con 1 o 2 fette di crescia, accompagnate da, salumi, per esempio del ciauscolo, oppure una fetta di salame corallina, magari dei tocchetti di formaggio. A un certo punto, quando vediamo che, diciamo la maglia glutinica si sta formando, il nostro impasto, diciamo è più denso di quando abbiamo iniziato ad impastare, fermiamo e aggiungiamo, il, formaggio grattugiato. Aggiungiamo prima 100 grammi, lo facciamo andare un pochino la planetaria e poi dopo aggiungiamo gli altri, 100 grammi. Come dicevo, è molto importante non stimolare troppo, diciamo, l'impasto, non serve andare alla velocità della luce oppure mettere gli ingredienti, tutti insieme, tanto c'è anche un'altra questione, non ci corre dietro, nessuno. Questa pizza, infatti al formaggio, dico pizza nel senso medievale di torta, che poteva essere sia dolce sia salata, questa pizza di Pasqua si prepara tipicamente il giovedì santo, o il venerdì santo e pensate anticamente si portava a benedire in chiesa dopo la sua preparazione, per essere comunque consumata il giorno di Pasqua o di Pasquetta come abbiamo detto e si portavano a benedire anche gli altri, cibi che dovevano accompagnarla, che non vi ho citato prima, che sono le uova sode, un grandissimo classico della colazione pasquale e del picnic di Pasquetta. Quando abbiamo fatto amalgamare bene il
formaggio grattugiato, stoppiamo di nuovo la nostra planetaria, aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale, aggiungiamo un quarto di cucchiaino di pepe e facciamo di nuovo andare, facciamo di nuovo impastare, sempre a velocità 1, massimo 2 e, nel frattempo, prenderemo il nostro pecorino e lo taglieremo a tocchetti di 1 centimetro per centimetro, sempre, di 1 centimetro per 1 centimetro, sempre mentre la macchina continua appunto a andare, a impastare, a far amalgamare a questo punto al nostro impasto il sale. È importante appunto che il sale, sia sottoposto a diciamo un impasto, un po' più lungo, proprio per questo diciamo aiuta la formazione della maglia glutinica e la tenuta appunto dell'impasto. Dicevamo che la crescia di Pasqua è tipica del centro Italia. Nelle Marche, si chiama crescia di Pasqua, la sentirete chiamare sempre così per differenziarla da un'altra crescia che è tipica delle Marche e che è la crescia sfogliata, una, sorta di piadina, un pane molto basso, che, ricorda appunto la piadina, e che, si prepara, anche quella con lo strutto, si fa una specie di, cilindrone, si arrotola su se stesso e poi si, spiana con il mattarello e quindi in cottura, questa crescia sfogliata, diciamo che acquisirà una, minima microscopica lievitazione, quindi sarà è molto particolare da mangiare, è veramente buona, veramente squisita, ma è questo il motivo per cui se a Pasqua dite crescia, dovete dire crescia di Pasqua, altrimenti un marchigiano può intendere la crescia, che si usa come una piadina. Pare che la crescia di Pasqua marchigiana sia nata in epoca medievale per mano delle monache del monastero anconetano di Santa Maria Maddalena di Serra de' Conti. Le notizie più antiche di questa crescia si trovano all'interno del ricettario scritto dalle monache e risalente poi al 1848, intitolato Memorie delle cresce di Pasqua fatte nel 1848. Nella ricetta riportata appunto in questo testo si indicano queste dosi: 50 libbre di farina, formaggio vecchio grattato 10 libbre, formaggio fresco a giudizio, latte 3 boccali e mezzo, olio 4 libbre e mezzo, ovi quanti ne abbisogna, 1 libbra di sale e 3 once, pepe 3 once. Potrete trovare nelle ricette contemporanee l'indicazione di una quantità di pepe, non inferiore al sale, ma pari. In realtà non dobbiamo esagerare neanche con il sale, perché comunque questi formaggi sono molto sapidi, però va detto che è bene non esagerare neanche col pepe, e quindi questa proporzione, diciamo, che si trova nel ricettario è quella che noi più o meno abbiamo rispettato in questa ricetta, proprio perché come ho detto, questo è un pane ricchissimo naturalmente, ma è un pane di Pasqua e quindi si affianca già a, i salumi che di solito contengono pepe anch'essi, quindi non è il caso, diciamo, di esagerare, di effettuare una colazione che, diciamo appesantisca un po' troppo l'apparato digestivo e quindi la nostra proporzione, mezzo cucchiaino di sale e un quarto di cucchiaino di pepe è assolutamente perfetta, perché il pepe si deve appena, sentire, non deve coprire troppo né il sapore degli altri ingredienti della crescia e non deve coprire e andare magari ad esagerare una quota di pepe già presente nei nei salumi che noi affiancheremo alla crescia. Abbiamo detto che ci dobbiamo inserire poi, fra poco lo faremo, questi tocchetti di pecorino tagliati, 1 centimetro per 1 centimetro. Quando cuoceremo la crescia, questi tocchetti creeranno, diciamo, come una piccola oasi di sapore puro di pecorino e per questo motivo, dopo quando taglieremo la fetta lo vedremo, si vedranno proprio dei punti più bianchi e questi punti vengono chiamati occhi. Secondo alcuni
più sono grandi e meglio è. Secondo altri è il contrario. Io appartengo al team di quelli che gli occhi, della crescia non devono essere eccessivamente grandi. È meglio che ce ne siano di più secondo me, ma piccolini. Allora, se avete, seguito le mie indicazioni, a questo punto starete ancora impastando e avrete notato come la palla d'impasto diventi sempre più compatta, sempre più soda. Ho detto starete ancora impastando perché il video che vedete appunto è in tempo reale, cioè io ho registrato senza velocizzare, la ripresa e senza diciamo neanche rallentarla, chiaramente io ho ripreso in tempo reale tutto il processo di, impasto e quindi, a questo punto stiamo, appunto per giungere alla fine del nostro impasto ed ecco perché possiamo velocizzare un pochino proprio per dare diciamo quella scossa, quella botta, diciamo, potremmo dire, di energia, che equivale un po' a quando impastiamo a mano e diamo una botta facciamo dare una botta, all'impasto sulla spianatoia, sul piano, di lavoro. Adesso stoppiamo la macchina e prendiamo una, leccapentola. Raccogliamo, con un leccapentole, raccogliamo quella parte di impasto che sarà ancora rimasto attaccato, appiccicato alle pareti, proprio perché vi ricordo questo è un impasto abbastanza grasso, quindi anche se si crea la maglia glutinica comunque rimane un pochino appiccicato alle pareti, proprio perché è un impasto pesante e lo dobbiamo rimuovere manualmente. Riaccendiamo, la nostra planetaria, facciamo andare appunto il gancio, ancora, a, velocità 2 e continuiamo ad impastare. Nel frattempo che impasta vi voglio dire che la pizza di Pasqua si chiama anche ciaccia col formaggio, pizza de cacio, crescia brusca o torta al formaggio e si trova anche in Umbria dove è un pat, il nome appunto di torta al formaggio. Allora, a questo punto velocizziamo ancora un altro pochino, ma proprio un minutino e diamo velocità 4. Sempre col gancio, mi raccomando, non dobbiamo usare mai la foglia in questa preparazione, è sufficiente il gancio. E dopo un minutino a 4 stoppiamo, tiriamo su il gancio e inseriamo con delicatezza i nostri tocchetti di pecorino, dimensione 1 centimetro per 1 centimetro. Poi rimettiamo giù, il gancio e facciamo andare ancora, la planetaria 1 minuto, questa volta a velocità 1, perché non dobbiamo sfasciare i tocchetti. È vero che il pecorino certamente è un formaggio più duro, per esempio, che ne so, il gorgonzola, però, non dobbiamo sollecitarlo troppo proprio perché non dobbiamo correre il rischio, diciamo, di spezzettare proprio questi tocchetti, devono rimanere così, 1 centimetro per 1 centimetro è la misura adatta. Spegniamo, ci sinceriamo del fatto che il nostro impasto sia pronto, è pronto quando pur essendo diciamo oleoso, noi ci poniamo il dito, le dita sopra, premiamo con una certa forza, ma l'impasto non si attacca alle nostre dita e se lo tiriamo fa un pochino il velo. Certo non un velo come quello della pizza perché abbiamo detto è un impasto molto grasso. E lo lasciamo a riposare. Abbiamo finito e lo lasciamo a riposare. Nel frattempo foderiamo con carta da forno la nostra pentola caldaia. Facciamo appunto prima una parte, un rettangolo o più rettangoli con cui foderiamo la parte laterale e poi un tondo con cui foderiamo la base. Se serve facciamo anche dei rettangoli piccoli che metteremo tra, un rettangolo e l'altro perché si apriranno chiaramente dei triangoli vuoti, proprio perché abbiamo detto che la forma di questa pentola è conica. Poiché è una torta già molto grassa, io ho preferito questo metodo piuttosto che oliare e passare poi la farina appunto sulla superficie interna della pentola. Ho preferito mettere la carta da forno che ci aiuta anche a proteggere, diciamo, un pochino di più da un'eccessiva brunitura, durante la cottura.
quando abbiamo fatto, rovesciamo con delicatezza dalla bulla della planetaria il nostro impasto all'interno della, pentola caldaia opportunamente foderata di carta da forno, poi mettiamo un segno, perché noi dobbiamo controllare che questo impasto raddoppi. Quindi più o meno prendiamo la misura di quanto è alto l'impasto, facciamo una specie di rettangolino, di rettangolino, di cilindretto con la carta da forno e lo poggiamo, sopra, lo poggiamo lateralmente, diciamo, tra, la parete della pentola e l'impasto, perché quello è, la misura di crescita dell'impasto che ci serve. Lo posizioniamo appunto in modo che stia fermo, poi copriamo, rivestiamo, avvolgiamo la pentola con pellicola plastica alimentare, naturalmente da cucina, facciamo 1, 2, 3 giri, deve essere bella riparata, e poi poniamo questa pentola a lievitare. Ci vorranno tra le 2 e le 3 ore, e la mettiamo in un luogo caldo. La temperatura ideale di lievitazione è sui 28-30 gradi all'esterno della pentola. Allora, se, diciamo, avete un punto soleggiato, magari mettetela lì controllando certo la temperatura. Io lo faccio con il termometro, appunto, che uso poi per controllare la temperatura anche del forno, un termometro da cucina elettronico. Ma, in questo periodo, diciamo, di tempo un po' pazzo, in cui ancora è fresco, per esempio qui al nord a Milano, io ho ritenuto opportuno mettere a lievitare vicino al termosifone e monitorare appunto la temperatura con il mio termometro. Dopo 2 ore era perfettamente lievitata. A questo punto prendiamo uno stampino in alluminio per muffin, lo riempiamo quasi fino al colmo d'acqua, lo mettiamo sulla base del forno che accendiamo a 200 gradi sopra e sotto. Rimuoviamo il segnetto che avevamo fatto per la crescita della nostra crescia, poi la spennelliamo in superficie con acqua fredda, diamogli qualche passaggio, questo è molto importante, e poi copriamo con uno di quei sacchetti, senza stare ad aprirlo, uno di quei sacchetti di plastica trasparente che servono per la cottura in forno degli arrosti e così via. Prendiamo solo il sacchetto, non il gancetto che serve per chiuderlo, e lo disponiamo sopra la nostra pentola. Questo ci permetterà di vedere che cosa succede alla crescia e di non farla dorare troppo, non farla brunire troppo barra bruciare, perché deve cuocere appunto a lungo in forno, però rischieremo, diciamo, una temperatura troppo alta che potrebbe bruciare la superficie. Dopo averla inserita appunto nel forno, cuociamo a 180 gradi per 40 minuti e poi abbassiamo la temperatura a 150 e la facciamo stare altri circa 10 minuti. Apriamo il forno, lasciamo che si freddi nel forno naturalmente spento per altri 5-10 minuti, poi la sforniamo e la mettiamo a raffreddare sopra una griglia di raffreddamento, lasciandola così fino al giorno dopo. È il giorno dopo che noi ci metteremo sopra un piatto, la gireremo la pentola, estrarremo la nostra crescia e la rigireremo poi con un altro piatto, di modo che la parte, diciamo, più dorata ritorni, e più larga, perché abbiamo detto che avremo una forma conica, come risultato sia quella in alto. La nostra crescia di Pasqua è pronta. Se volete conservarla, e dovete conservarla perché questa si mangia a Pasqua, abbiamo detto a Pasquetta, ma si fa il giovedì o il venerdì precedenti. Allora, spruzzate dell'alcol buon gusto all'interno di un sacchetto alimentare, naturalmente di dimensioni adeguate, e poi metteteci dentro la crescia. Si conserverà così anche 3, 4, 5 giorni, certo non troppi di più. In questo momento nel video io sto tagliando in 2 la crescia proprio per farvi vedere quanto è bella dentro, che si tratta proprio di un vero e proprio pane, molto morbido naturalmente, e anche i famosi occhi di cui abbiamo parlato, cioè questi tocchettini bianchi 1 centimetro per 1 centimetro, che sono i tocchetti di pecorino, che sono delle piccole oasi di sapore che troveremo addentando la fetta di questa preparazione pasquale, dobbiamo dirlo, popolare,
tanto popolare quanto squisita. Non è una cosa molto diffusa al nord, ma io vi consiglio di provare a farla perché è una ricetta semplicissima, è impossibile che non vi riesca e di provare appunto a fare la colazione salata con 1 o 2 fette di questa crescia, potete addirittura farvi un piccolo panino mettendoci in mezzo i salumi che preferite, potete anche usare naturalmente dei salumi che non sono quelli marchigiani, umbri e così via come la corallina, il ciauscolo eccetera, ma, per esempio esistono dei salami freschi anche friulani, insomma, al nord e anche in altre regioni italiane del centro e del sud non mancano di certo le cornie nell'ambito dei, salumi. Potete anche affiancarci, diciamo, dei pezzetti ulteriori di formaggio, anche l'Emmental per esempio ci sta molto bene, e le uova sode e potete mangiare o così come se fosse appunto un cracker, una fetta, oppure addirittura potete, se volete veramente esagerare, potete farvi anche un paninetto. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Secondo me se non la conoscevate e proverete a farla, sicuramente insomma la mangerete per la prima volta, sicuramente la, apprezzerete. Questi pani, diciamo, molto ricchi rientrano nella tradizione sia del Natale sia della Pasqua, però, si tratta in questo caso di un pane morbido, ricco, che, ricorda il panettone ma che è assolutamente salato. Troverete anche il consiglio oggi di usare uno stampo per panettone. Ecco, io qui vi dico no. Cercate la pentola caldaia, cercate questa bellissima pentola di alluminio che serve proprio per la crescia di Pasqua, perché la sua vera forma è conica, quindi è una specie di panettone, ma è più no che sì, perché è a forma conica, non è un cilindro con cupola come il panettone e poi è assolutamente salata. A questo punto non mi rimane che augurarvi con tutto il cuore buona Pasqua e se preparerete questa crescia, buona crescia. Vi faccio vedere nelle ultime immagini del video com'è poi la fetta. La fetta appunto di crescia, ricordatevi 1 o 2 fette almeno per la colazione e o il picnic di Pasqua. Un metodo alternativo di lievitazione e cottura è questo: accendete il forno a 50 gradi per 10 minuti, spegnete, inserite a lievitare l'impasto in pentola caldaia, ma senza coprirlo con la pellicola. Quando l'impasto è giunto al raddoppio, riaccendete il forno a 180 gradi. Dopo 40 minuti dalla riaccensione del forno, abbassate la temperatura a 140-150 gradi e fate cuocere se necessario altri 15 minuti. Il resto resta uguale. Si tratta di una cottura combinata a salire e poi a scendere che sfrutta anche il tempo di raggiungimento della temperatura del forno per cuocere. Bene, io vi dico di nuovo buona Pasqua, buona crescia e alla prossima. Grazie, ciao. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Vi voglio dire velocemente, perché abbiamo pochissimo tempo, vi voglio dire grazie per aver seguito questa puntata. Buona Pasqua. Noi non ci vedremo sabato prossimo, sabato santo, saremo tutti indaffarati a preparare appunto cibarie per la Pasqua, e ci vedremo il sabato successivo. Vi voglio dire una cosa: in questi giorni ci sono tante polemiche e avrete sicuramente sentito nominare Alberto Grandi e tutte le sue tesi sulla cucina italiana che non esiste, che esiste da 50 anni. Beh, questa crescia, ve l'ho detto anche nella ricetta, è di epoca medievale. La cucina italiana esiste, è vivissima e lotta insieme a noi, noi lottiamo insieme a lei e per lei, e quindi fra 2 sabati appunto ci vedremo e parleremo anche di questo, cibo sintetico e cucina italiana, dalla qual che non ha niente appunto da imparare dagli americani, che hanno la loro cucina rispettosa anch'essa, ma insomma parleremo di questo. Ci vediamo subito dopo Pasqua. Buona Pasqua. Avete ascoltato